Mandi a tutti. Benvenuti a tutti, mangia a tutti, Juve merda a tutti, ovviamente, benvenuti su Ciao, Interisma Furlans, mandi, Viva l'Inter! sempre, campioni, forza, campioni, super campioni, super campioni. anche se la snobbing, che dici che ne coppe di merda, che non la vuoi di venire su, però quando la vinci l'Inter non vale un cazzo, quando la vinci che altri comunque vale sempre di più, e quindi comunque se ritiatina Usgnot a commentare l'ennesime Supercoppe vinte dall'Inter, sono 5, non mi pare, cioè voto total 5, uno mi pensi il con, comunque tre di Inzaghi, giusto? Sì. Tre di Inzaghi, tre di Inzaghi e comunque l'allenatore che l'ha vinto i Supercoppis in Italia, se non mi sbagli, vinto tre Supercoppis di seguito, come che aveva fatto il Milan di Cappello, sempre se non mi sbagli. E secondo me, si può dire, facendo di che sia comunque poi forza le poche fa. Sommer ha fatto una parata in due partiti fra Lazio e Napoli, fra l'altro il tiro di Varaschelia sì, era un bel tiro, ma non era un tiro impossibile. Infatti, Sommer ha fatto une parate plastiche, ma poi pare i fotografi che no parate. Ne belle parate, Se allora no il noi tiro passa era un ben cazzo. angolato. Se no noi passa nu Eh? aquel om lì. Ah, se no noi passa nu aquel om lì, passa Sì, che lì è esatto, tutto esatto. Italis. È stato un momento che l'hanno inquadrata, era che giocava col telefono, non sai se vedi Ma notare. veramente, Sì, noi non Era che sì, giocava sì. col telefono, non sai se c'è il gioco. Sì, sì, alla propria muso di un che ne passa un cazzo in parte, vuoi comunque perché la difesa è importante e forte, quindi anche se magari revisionate con bastoni mi pare risentimento muscolare o altro del genere, la giocata a Cerbi, però comunque la difesa si è fatta sentire bene o male, secondo me un Benji Pavard che sta crescendo sempre di più, a parte che non era bisogno di scovergerlo perché è comunque un campione del monte, è un mangia cross, mangia Javis, come che dicono i Simpson, un mangiarane francese, però insomma a ballone a Saggiuia. E secondo me dai un commento sulla Supercoppa, c'è partite che vedi veduto e dopo linea di banda con cercare di anche se volevi une parole sull'argomento della giornata di UE proprio anzi di ieri di sera e Boh, se volin... dopo No, il pudding dici subito al su Gigi Riva, secondo me, perché comunque ha fatto giustamente, secondo me, passare in secondo piano la Supercoppa italiana. No, perché comunque la Supercoppa non vale tanto, cioè comunque ha un suo valore, però secondo me un uomo come Gigi Riva, io non l'ho mai giù, perché comunque fa parte della generazione prima, l'impronta che mi ha dato come immagine è veramente di un'icona dalla sportività, dall'onestà, dalla signorilità. Un uomo alla Facchetti. Io non sai trascendere così dalla storia del calcio italiano. Cioè, un no, che no, ne ma infatti assolutamente... a riguardo le inti vari Gobos, di giornali di Gobos che spingono per Aulis, no, di encomio per Gigi Riva, no, di cazzo sempre la Mae, e tutto qua, qualche sono i loro Prince a Vecirut, comunque di portarlo via a Cagliari, e leggenda narra che fosse stesso Angelo Moratti aveva giuntato Franks al Cagliari per tenerlo lì e per non farlo Grande, là. Sì, tali grande, che greci. chi non la Sì, sapeva, sì. Zigandio. Te le lessi in tutto proprio te su Radio Sportiva, quindi fai la marchetta Radio Sportiva. Grande radio E, sportiva. Bene, radio. esatto, e che proprio ti dicevi che Angelo Moratti ai Teams lo voleva anche l'Inter, ma che Heinz là forse la Juve sarebbe arrivata a Chiapassal. Lui ovviamente non lo vorrebbe la via, ma tu sai, contrasto, la società comunque si acchiappa tanti base c'è e sa me che Morata al vedi giunta di nero suonante alla società del Cagliari proprio te Tratignilo e quindi non fai più la Sardegna e questo insomma va riconosciuto a Morata. No, boh, dici di riva anch'io come te non fa parte di che generazione lì, quindi noi voi neanche di Fevela Mas, anzi non fevelerai proprio perché sarei un ipocrita fevela di un calciatore che hai dome io sui video della televisione
e magari su YouTube e che robi salì sugli nostri imprese, anche perché ricordi come che l'ha ricordato in Tangio, che è il marcador più forte, cioè che la segna più gol dalla nazionale italiana e cui sa mai poi che arriverà a fare come lui. E anche io, secondo me, come hai detto tu, esempi di sportività, un esempio di ballon che ormai non è più e mai sarà. E il ballon con cui finché sullo snow, che aveva in qualche bandiere, come non le puoi e non lo sarà proprio mai più. Tutto lì. Io hai finito il discorso, arriva. Forse l'unica roba di diesel è che forse ti aiuti sai di quanti Eric no, l'ultimo che posso me hai alle, secondo me, alle Totti, no? Cioè che comunque è allenata all'interno di una società, tra l'altro, boh, mi sembra che arrivano, cioè all'era di Varese, lui dopo si era trasferita a Cagliari. Comunque dai Nestri Steam, forse alle Totti che avrei potuto giocare a livelli molto più alti, perché anche io meritavo, secondo me, cioè, anche Totti uno dei miei giocatori preferiti, no? Cioè, era quel che sempre mi metteva quando giocava contro l'Inter, sapevi che poteva cambiare la partita, eccetera, eccetera, e comunque è sempre stata leata alla Roma, quindi secondo me i due personaggi, sì, ovviamente li paragonare, magari non come calciatori, dissi io, no? Come personalità, eccetera, secondo me alle Totti, insomma, che si avvicina di cui chi può ricordare noi, insomma, ecco. E forse è stato anche l'ultimo. Sì, probabilmente l'ultimo, secondo me, di una Trinità, secondo me, Zanetti, Maldini e Totti. Ecco, anche Maldini, sì. È vero. Mm. Che son- Bene, allora Fevelante invece tornante sì, a Fevelà di Ballon. L'Inter di ieri sera, secondo me, è stata della riconferme dice che è l'Inter proprio, cioè che è tornato a essere l'Inter dopo quei 2 settimane un po' di stracchie che aveva avuto. Io, allora, a un certo punto effettivamente il gioco da Napoli era palese, quindi serassi da Vorci, ridi, nocchia palis, perché con l'Inter spesso e volentieri le squadre sono costrette a fare così e sono ridotto dopo l'espulsione di Simeone, magari fa velare in un momento anche di che robe lì, proprio te al Ciri rigors e in tutta onestà, se come se la vinga a rigorsi la vinc fuori dalla Coppa. E anche perché non lo sai, vedi che sensazione lì che se la venga ai rigors, però avevi anche la sensazione proprio con le entrate di Sanchez e no di Arnautovic, anche se è entrato Arnautovic, che Sanchez comunque avrebbe potuto da un man dagli inserimenti di ballone, no? Proprio sui 3-4 metri. Infatti, quindi pensate che le proprie Sanchez scalda il Taia a Pavar, che dopo le bravissime ovviamente a Chiatà Lautaro, che anche che a sua volta è bravissima a fare che due passi in lavoro e butta la palla dentro al 91esimo. E lì sei proprio contento per Mazzari perché alla fine il cinecommedie per tutta la partita che hanno si posti di qua e di là, anche in realtà il Napoli non le arriva proprio a giocare, non le arriva proprio a giocare, ha fatto una ripartenza con appunto finire col tiro di Kvaratskhelia, ma noi di poi, anche perché sì, è vero che l'Inter ha prodotto magari tanto ma non ha segnato, però il Napoli è stato secondo me inesistente, la Dome Cerudi marginale comunque la balzata dall'Inter e alla fine anche con un uomo di manco il gol a Scugneva è arrivato. È venuto in Spinosa, è arrivato e vaffanculo anche a Mazzarri e forza Inter e vaffanculo anche ai napolisti, no ai napoletani, ai napolisti, i tifosi da Napoli che comunque hanno attaccato sempre al e attaccarsi al fatto che secondo Gial, o altri, anche il primo Gial di Simeone no Ering, addirittura nessuno dei due mi viene proprio voi di ridi, perché sul primo il falso Cialanoglu che stava in fuori dall'area per fare contrepete alle falso ompe, quindi Gial, cioè disinteressato al ballone e la seconda è pesa cade alle step on foot che io non darei mai che fai lì perché comunque sono fai di gioco eccetera ma è un regolamento e se è un regolamento che lì alle Gial fatto stupidamente rifare l'altri di Simeone e era la squadra in dei se lui è un coglione sono tutti cazzo sioi è inutile che dicedi che l'arbitro era a favore dell'Inter perché Ma come non a conta che lui sul chiaro, come.
si tacca i luci sul chiaro Sì, assolutamente, assolutamente. dalle cagate, purtroppo. Dopo, fra le altre conquiste cazzo di Supercoppe che abbiamo fatto da un periodo veramente di merda, perché ha fatto comunque saltare un giornata di campionato, non Domano, ma anche altre squadre, ma in tanti richiati comunque con la Juve che è il partitore di un ponte, e loro stanno già festeggiando i scudetti. Anche invece sono anche 15, 16, 17 partite andiamo di giù il campionato andiamo tu decidi, però effettivamente psicologicamente una squadra che comunque ti passa per ore anche se nome di un pont, sì, tu hai una partita di recuperare, ma tu l'hai con l'Atalanta, no? Tu l'hai con l'Empoli, col Verone o col Bologna, come Careclan che viene perduto scudei col Milan. Quindi sono tutti robe che potresti infatti pensare a un disegno dalla cupola supremo, ma che in realtà l'Inter avrà di smentì proprio col gioco e masanante risultato su risultato. Cominciando proprio con la Fiorentina, anche Samanti e Barella e Cialanoglu, magicamente a Moniz in Supercoppe, che anche lì le regole della Supercoppa fanno veramente cagare, sia per l'espulsione che per mandano già favelato a Torre, quindi è inutile sì, partire il discorso dai Giai, dai Ross dalla Supercoppa. Fatta lei che per Fiorentina, contro la Fiorentina a Firenze non vin Cialanoglu e Barella, allora poi molto probabilmente Frattesi e Aslani, e quindi anche lì bisognerà capire, dice pasta che sono fatti lì, anche considerando il fatto che vi sempre avuto difficoltà o si partiti comunque con difficoltà con i secondi linee. Io darei perché la partita dopo con i gobos di merde è che non stai a tre sposi che arrivare, ma se arriva a un po' comunque di loro, la mia roba sarebbe proprio Batiu, la poi doi con eventuali poi cin da recupero dall'Atalanta. Dicemi la Westre, sì, a me mi sta, allora, sono contentissimo per la Supercoppe, ma mi stanno girando i coglioni, ovviamente, per tutte le cranie che non stanno tirando a lavoro. Farate, avresti di rompi i coglioni a cui che sono Prince. Come la Juve è prima, rompete i coglioni a loro, no? Vado io? Vai, vai, Cui che la Sam. vuoi? Boh, secondo me, sapessi che Inzaghi non è che sia il mio allenatore preferito, ma io un po' lo metto, perché gli chiati un po' magari li pecchi su qualche errore che al fa, eccetera. Però effettivamente dopo che do partite che io ho dovuto, che fra l'altro vince giù con il Napoli che è campione d'Italia e resta campione d'Italia fino alla fine dell'anno, e contro la Lazio che secondo me è una buonissima squadra, soprattutto fisiche, e le squadre fisiche sanno a ci mettere un po' in difficoltà. Ha dimostrato Zaghi che secondo me è fra i Prince 5 allenatori dal mondo. Cioè, tatticamente, secondo me, le fa i Prince 5. Magari su altri saspies, tipo cambiare la partita in corsa, eccetera, magari no. Però cioè, la squadra gioca veramente bene, no? E quindi lo dimostra praticamente ogni partita. Quindi loro dicono che sul discorso della prima in classifica non conta, perché intanto di partite li vincono e li perdono loro. E io si può dire a me, sono anche io convinto, l'Inter per come Caggiue e per come anche che non lascia spazio agli avversari, è sicuramente la squadra più forte, ma noi abbiamo la squadra più forte in Italia, ma è una dalle squadre più forti che è proprio te in Europa, cioè fra i primi quattro, cioè, perché sinceramente una squadra più forte è difficile. Come gioco, ok? Quindi dopo entri in tanti fattori, eccetera, eccetera, però effettivamente non si può dire nulla. Cioè la squadra gioca veramente bene. A Son Stars anche ieri magari qualche problemino, perché secondo me fa giocare Darmian, Ale, sì, quinto, come che lo chiama in Cumò, non vale tanto, infatti il gol si vede si è dovuto, è venuto dalla banda di Darmian, ma il cross lo fa Pavard, che arriva fino alla fine dal campo e al butta il pallone in messo. Invece Darmian non lo fa, quindi io dico, secondo me bisogna smetti lì un giocatore magari poi, soprattutto anche alla fine della partita, un giocatore che potrebbe magari saltare l'uomo e quindi arrivare in sompe dopo, soprattutto anche loro erano in difesa. Sul discorso dal gioco, no? E secondo me sono una roba che succede in Italia, no? Che di criticare il bel gioco o comunque quel che magari
e a Val Pardotto di Robis, che il Calvin Four, magari che l'ha successo alla vita, eccetera, eccetera, sempre qualche provato alla portata via. L'Italia in questo momento ha una squadra che ha giù bene, e invece di acclamare e di dire che effettivamente è una delle squadre più forti d'Europa, tira fuori il fallut, il rigorut, il miezfal, anche perché anche Barella l'era ammonito, anche Ciaranoglu l'era ammonito, ma non mi sembra che aveva fatto entrate particolari per essere dopo espulso, no? Cioè, dal secondo team Ciaranoglu, infatti ieri avevi fatto anche un sondaggio, ma lui Diavia Ciaranoglu lo tegne, no? Certo che lui è sempre il giocatore ammonito, eccetera, no? Allora lì No. no? C'era dove? No, l'ho chiamata alla fine o sbaglio? No? No, non l'ho chiamata, però allora lì perché si è schiantato a Slani a un certo Se punto. fosse... Boh, dopo non so se l'ha chiamato gli ultimi 2-3 minuti, ma comunque non è stato sostituito, no? No, E no, no. comunque Sio Davis ogni volta dopo non l'aveva più in contrasto, si spostava, perché sapeva benissimo che un Miezfal probabilmente sarebbe stato, mentre Barella invece era un po' più, ieri di sera era un po' così, e allora infatti l'ha cambiato giustamente, secondo me l'ha fatto bene. Ma erano le partite, ragazzi, con queste due squadre lì che secondo me sono anche più forti della Juve, no? Cioè, in due partite si hanno fatto un tiro in parte, un tiro. E noi Trosgoi potevano fare days, come sinceramente, anche ieri, è vero, e dopo un'altra roba, no? Sentì i telecronisti che sono di Mediaset, eccetera, eccetera, cioè io non so se partite Coyote, cioè chi ha di serie, Equilibrata, una partita equilibrata. le hanno detto. partite, no, ma era equilibrato magari dal risultato, Sì, no? sì, Ma una se roba tu di... dovessi vedere la partita, ragazzi, cioè noi partite, che gli altri si sono venuti sparsi lì di bloccare il gioco dell'Inter, e così affaseranno tutte le squadre che chiatterà l'Inter in modo particolare in Italia, perché poi in Europa i Robis non sono così, no? E anche gli altri campionati non è così, perché anche il Real Madrid l'ultima partita che l'ha fatta è un po' che insomma era ben con l'ultima in classifica in Spagna, no? Quindi le squadre di 4 bandi a giugno. Lì nostri invece hanno l'obiettivo di bloccare il gioco, il bel gioco, no? E invece di scrivere chi su dei giornali, vanno io delle puttanadis, no? Cioè il fallut, la spintutte, ma che chi è l'RFAL, che lì no? Ma io sinceramente, io lo dico sempre, ma noi terroristi non vorremmo avvierci nessun sito internet che le ha magari a certi giornali, noi io di mai le trasmissioni che fanno in Mediaset, tutti che minchiadi lì. Fine della partita è di girare, metti su Interchannel, no? E finito. Cioè, che la c'è chi vorresti di fanno. Invece i continui, e quindi il problema mi viene in sorge in dubbio, ma se no, perché se no li mantieni oppure quando ci rompono i coglioni su che robe lì, vorresti semplicemente di mandare a fanculo, e poi fra l'altro i Juventins che non vorresti neanche di giù alla Serie A che stanno, cioè loro, no? Dopo tutti i problemi che hanno avuto in passato, che non si sono qualificati, che in Europa non gli posso di nessuno, cioè avvengono a farci la morale, cioè è una roba veramente imbarazzante, e quindi io lo dico, spero che chi altri si interessano apprezzi, che viene un grandissimo allenatore che fra qualche anno, dopo qualche la via, perché prima o poi magari la via l'ha ad allenare il Real Madrid, il Manchester City, perché che gli allenatori lì avevano allenato che il Bayern Monaco, avevano allenato che squadre lì, non avevano allenato la Juve, ok? Che a scugni e vinci, per forza e sanno vinci, aveva in davanti con la stampa, aveva in davanti con le puttanadis, e aveva in davanti con certi direttori che sono veramente ridicoli, no? Quindi noi abbiamo una squadra che gioca benissimo, secondo me non abbiamo problemi, perché quindi io di Dome di noi stessi, quindi la squadra non va secondo me non è nessuna squadra in Italia che può permettersi di farci perdere dai pons, dopo se non vinciamo a questo punto mi viene a resi di dirmi amen, però io dell'Inter, che soprattutto le ultime due partite che ha giocato qui, è stato un plaisir, e quindi quella è la roba più importante. Comunque, il discorso che tu dicevi i rafforzi, cioè anziché apprezzati, comunque gli episodi a favore o meno, eccetera, hai comunque le prerogative della mentalità italiana, che hai Certo, plus la certo. zizzania, hai plus la discussione, la baruffe,
giusto voi facevi caso in pausa di ore che in la televisione, la che mangiano, anche mo faccio io di Grande Fratello, che per me è un programma inclassificabile, per troppe pochezze intellettuali che ha dentro, però continuano a farlo di Heinz perché è in caluviot, perché sì, che i programmi si vanno in davanti con le pubblicità e con i sponsor campaign, quindi se lo Ma fai dopo scusa, io 20 lo anni che dico, vanno no? qua, Ma lo stesso pressing, che è una trasmissione imbarazzante, dunque l'unica roba che fanno è quella di mortificare la squadra che dagli ultimi 30 anni arriva giù di ballone a fare 4 passaggi di file, no? Invece di stare lì a varesi di prostrarsi davanti io di un gioco come ma la traversa di Barella che di la Vesio Dude, cioè ma Vesio sì, Dude c'è azione. sì, Cioè sì, sì. varesi pressing, no? L'unica roba che avresti di fare è mandare lì in loop tutta la trasmissione, da che azione lì, per capire come che Sì, si sì. gioca di ballone, ok? Invece si Purtroppo mette a rompersi e dopo ci succede che qualsiasi fall, qualsiasi spintutte, qualsiasi cagade, no? Avvengono dude dalla di quattro bande come se fosse state che lì il motivo per cui l'Inter arriva a vincere le partite. Ma cioè è follie, no? Quindi io dico, appunto per c'è che tu dicevi tu, Manfred, se che trasmissioni non hanno nessuno all'io, va tranquillo che prima o poi hanno li fasi. E che la per noi interessa sì, il 20% dei tifosi non stinchia là li spui, vonde, studiare la televisione, cambiare il canale. Cambiare il ah, canale, cioè, anche sono i siti che vengono fuori, che sono la Gazzetta, il Corriere dello Sport, tutto sport, non stai cliccare lì, perché ogni volta che si clicca il link, no? Che il stronzo che lei fa il direttore guadagna un centesimo, non stai streccia più, non stai più io di che i siti lì, io lei ma dome che all'Inter, punto, finito. son clamas clickbait mica per noi, Ma secondo perché te? comunque, Ma quindi ma anche purtroppo, non il problema, capì? Non ma vorresti neanche certo, considerare. ma certo, io che comunque, alle anche il stesso discorso dall'interesca, le disfattiste, l'interesca, le disimpositive, che c'è sempre masse bene alla squadra, con che invece avere sempre i critici. È un discorso ampio che lì uno sulla disinformazione, sul fatto che la Inter non ha un po' un senso critico e quindi va a lavorare magari agli youtuber che le più divertenti piuttosto che il più obiettivo è un mondo a cazzo, ma che sia dal ballone che dal resto come si dice, dai vari argomenti, che serie di cucina, che serie di qualsiasi tipo. E quindi già lì, magari una volta facciamo une puntate extra Inter, magari favelarin di queste robe qui, perché effettivamente si staranno sempre più piedi, ma sono discorsi anche di vecchius, come che noi stiamo planca planca diventando, e magari lo lasciamo un'altra volta. Fabellini invece, visto che mi pare che sono già 26 minuti che stiamo registrando, fra poco va in sarà. Scusa, se Mm, aggiungo sono delle robe su che sì, robe lì. Che chi ha un attacco politico coordinato, non è, non è una roba venuta fuori così, cioè ha un attacco politico coordinato di tanti testati, di società che hanno potere su che testati lì e che una volta difendeva l'indefendibile, quando la Juve arrobava, cioè, si sa, cioè, e come attacca cioè, l'improbabile, per l'amor di Dio, sono stati dei errori, cioè, per l'amor di Dio, subisce contro, però per sviluppare poi al massimo il senso di colpa degli interisti, la rabbia di che gli altri, e detto questo mi fermi, perché i CIR di nostra massa di lavoro. I sia allora, riconoscimenti innanzitutto, oh, Santini, tu riconosci la bellezza del gioco di Inzaghi, finalmente mi fa un gran piacere. Magari non No, ci ma nulla io di quella, quest'anno, ma Agio l'hai però sempre io come, detto, secondo me, magari in alcuni casi, no, si potrebbe fare dalle robe diversi, no? Ma, so io, ma io non so nessuno, però dopo, bravo. anche tutto, io dico la partita, io dico che la squadra è a giù, no? Cioè, comunque a giù, e principalmente l'avversario non viene a giocare con noi per impostare il loro gioco, ma viene per gli avali, le nostre possibilità, no? Quindi ci blocca sulle fasce. Allora, tacca il caso lì, tante volte bisognerebbe, invece di mettere i giocatori magari più difensivi, cercare di fare saltare l'uomo, no? Quindi esci più veloce, saltare l'uomo, eccetera, eccetera, che magari ci manchi anche che il giocatore, per l'amore di Dio,
Però poi, come che è succeduto anche ieri, quel che è arrivato sul fondo e ha crossato al centro, le pavarde, che insomma non è stato Darmian che aveva reso di fallo tutta la partita, ecco, in questo senso, ma sul gioco in generale non si può dire nulla, insomma. Io secondo me che chi è l'Inter poi esteticamente puoi dire che mai tutta la mia vita. Io ti dico, ma te lo dico, c'è proprio te fa entusiasmo se noi e partito un'altra Inter che mi piaceva è un Inter che non ha mai vinto che è di Cooper, però comunque è un Inter che mi resta dal corte lì, nel senso che cioè, sono grandi Inter che magari non sono arrivati là che avevano di arrivare, anzi se potevano arrivare per vari motivi. Però cioè, io odio giocare così, con che confidenza, con che spirit di gruppo, con spirito di sacrificio di tutti. Partite anche ieri Lautaro, ha detto una roba in Mauro, l'unica roba intelligente che ha detto in tutta la vita, il commentatore juventino, alla fine partita. Cioè il simbolo, tu io di Lautaro, non tanto al gol, tal recupero che fa sempre in tempo. E infatti, vi pensate sempre in tempo, che va in lavoro alla tre quarti, il Napoli lanciato, e lui a recuperare la palla e a far ripartire l'azione. Cioè, tu dici, c'è i Cardi, ho preso la nemesi di Cardi, cioè proprio te, il campione, il campione, cioè proprio te, spero che resti veramente per sempre con noi, anzi, guai se non resta, e lui, e chi può serale. Allora, ultime robe, sperando ovviamente di saltare la partita con la Fiorentina che sperini arriva a vincere, magari con difficoltà, ma arriva a sfangare, uslasi con una provocazione, magari sentire la West per la partita contro i Gobos maledes. Allora, non vorrei sbagliarmi, ma la Juve fin come non è mai fissato un rigor contro. Non lo sai. Non lo so. Nessuno affevele di che robe chi, ma la Juve non ha avuto un rigor contro. Non Non vorrei sapevo, sbagliarmi, ti giuro, Non non vo- sapevi. Ecco, Per non vorrei verificare, sbagliarmi. se tu me lo assicuri, No, non ti assicuri noi, è come se sicuramente di morire di cagare, di No, cagare. ma No, come, dopo sei stato al sinceramente, cinema. come, a parte tutto, metti che la Juve ha vinto, ok? Ha vinto scudetto, come che ha vinto il Milan e 2 anni fa, boh, l'hanno passato il Napoli a giocare bene, però attenzione, no, comunque con l'Inter si arrivasse in finale di Champions, non è chi si sta a vinto comunque 2 trofei, eccetera. Quindi che lì, ma a può neanche vincilo, ma se lo vinci, perché sicuramente sta fatto in modo che la Juve vincesse scudetto, perché io ho vinto il calcio, e questo Angelo, tu puoi dirlo anche tu, perché se tu leggi i giornali europei, quindi tu vai fuori dall'Italia, l'Inter io vedo come un squadrone, cioè sì. che affronti l'Inter e aiuti l'Inter, l'Atletico Madrid che affronterà l'Inter, no? Cioè, Simeone era disperato, lui l'ha detto, no, va bene, no? Ma non è vero, cioè poi alla fine, tu vai a lei i giornali, ritieni che talento era in 2-3 giocatori che fanno la differenza, ma che non è merito dei giocatori, perché le individualità talento non sono tantissime, che magari la Juve andrà di più, come certo ha speso 400 milioni, stai ultimi, quando non avresti neanche potuto spendere, però va bene, no, ok, quindi magari hanno individualità superiore, ma noi vincono un gioco, cioè gli avi che il met che l'altri, la squadra è comunque più o manco la gioca alla stessa maniera, ok? Quindi che vuol dire che l'impronta dell'allenatore è Pierdino, vuol dire che ce l'hanno fatto perdere. Perché Buono, una dai. squadra che gioca così non può non vincere un scudetto in Italia. Impossibile. No, no. Sì, Comunque gli hai verificato, è l'unica squadra con 0 rigori contro la Juventus. Io tu. Tutte queste bagarre, tutte queste casine, pure, cioè alla fine sono sempre loro. Io dico, come passi un po' sotto dai radar, boh, l'hanno passata, hanno fatto che roba la Juventus, che non sai se si pensai, boh, poi nominare una partita che hanno vinto pareggiato, mi pensi, all'andata contro la Cremonese, che hanno annullato 2 gol, ma straregolare la Cremonese. sì, Sì, no, sì. con Lecce mi Eh, pare. mi par con la O Lecce. Cremonese, se non ricordiamo. Ah, può Boh, va essere. bene, sì. Oh sì, va bene, comunque, sì, oltre a svariati, anche chi sta, un nome che chi sta la tensione ormai lì non è più focalizzata, un po' perché non aveva più bisogno, tra virgolette, di osservare che robe lì, perché siamo così consapevoli della nostra forza che neanche i Laris non fanno
non si fa cioè, non si fa come si può dire, è fiet. Però alla fine, sì, non sti sbagliassi, sono sempre loro, sono sempre i Gobos che robi, cioè, Sì, sì, se beh, stasera ovvio. stravolgi, no? Di stravolgi la narrativa, Comunque, ma vabbè. comunque, dai, i varini vengono in modo a ste mani per poter fare bene di queste benedette partite. E invece sono contento a proposito del prossimo turno che ammanti due giocatori fondamentali a centrocampo con una squadra che è forte ma non impossibile con la Fiorentina, perché lì sono un esame match, ma un esame importante perché quasi sicuramente a scugnare Mattias Lani, a meno che non si inventi un Mkhitaryan lì. Ma dopo ti dirai di più, Angelo. Mi pare che Lautaro è diffidato. Ok, Se so io Inzaghi che partita lì non gioca. parlano restiamo, sì, sì, no. Perché lei ammonito sicuro. Te lo Ah, garantisco. sì, al Lei primo ammonito sicuro. Dove perché lei entra in campo lo ammonisce per far saltare la Juve dopo. sì, sì, sì. Garantito. Quindi alle mie che non giui a Firenze. Sì, sì, quasi quasi. Buono, dai. Te Oppure lo mettono garantisco. dentro proprio se tu questa commenta io ti svin 30 minuti. Comunque io ti dico, io ripeto che secondo me le seconde linee sono valide, se bisogna farle giocare e l'Uvinio Dut, nonostante il disastro che assume Ave, in Champions League quando era in soldi 3-0 col Benfica e sono arrivati li riservis alla fine, arriva al 3-2. A poter ribaltare di sole secondo me. Hanno avuto questo disastro iniziale, dopo sono arrivati a chiappare la squadra, però vuol dire impresa di boh, Frattesi è praticamente un titolare. Quindi diciamo, non è che perdi, non pensi non è che perdi in sostituente Barella con Frattesi, nel senso viene un giocatore un po' più offensivo, però dici, e cioè, non viene un sostituto, non viene una panchina che Oh, gioca. ma alle miglior vedo comunque perdu Barella e Cialanoglu con la Fiorentina e piuttosto che ammonisco la Fiorentina e perdu con la Juve, quindi va bene così. Eh Io sì. preferisco così che piuttosto differente, Esatto. ecco. Boh, dai. Allora, fantastico. Intanto, grazie che si sentono a Mercato G3. Noi si ribecchiamo sul canale, mi raccomando, iscrizione al canale, mettete i like, eccetera, eccetera. In pensate che viene sempre di fare che benedesse 50 iscritti per poter attaccare a fare i live e poter invitare a montare su sul canale, a farvela con noi. Grazie Ma per i scusa, commenti. Che sei... Manfred, ma scusa, Sì. io a Iodin, no? Cioè, Iodin le visualizzazioni comunque sono a vonde elevate, no? E poi, ma cliccai su che caspita di chiosso lì, come si chiama? Eh, ma, ma Sul la Inter bottone, timide, la Inter timide lo sviota, no, un po' va così su YouTube, quindi bisogna avere un po' di pazienza e E dopo sai che parte. sono a Von de Juventus che vengono a rosicare. Eh, sì, sì, magari assolutamente Quindi impari in sì. dai. alto, magari impari in alto. Assolutamente sì. Anzi, un saluto particolare a Riccardo, che conosci io e Agnul, che è un gobat, ma è un gobat di quei boys, di quei cui ti avevi ricciotto, sono che quei boys. Recessione Ecco, conforme alle dai. regole, ti vuoi bene. Esatto, esatto. E anche Barbe, se magari non si vedrà mai, un abbraccio anche a lui, anche se le però un dei dopo un po' più i coccions. Questa se ne volto arrivare a intervistarlo. Va bene, dai ragazzi, intanto io per merda a voi e famiglia come sempre, buone notte, buone settimane e si becchi per il commento alla partita contro la Fiorentina della prossima stagione, anzi di domenica mi pare giù. Ok? Ottimo. Forza Fantastico. Inter, un altro Sempre, trofeo Super e avanti campioni, così. super sempre. campioni. Ciao. Yes. Ciao ragazzi. Ciao ciao. Ciao.